Sono passato di qua come il mio solito per una passeggiata e ho visto il deserto. Pista ciclopedonale Ostiglia, ultimo miglio a ridosso dell'ex dogana e del CERD. Vittore Trabucco, residente di San Giuseppe, sempre attento a quanto accade nel quartiere, denuncia lo scempio avvenuto nei giorni scorsi. Insieme alle erbacce ormai cresciute a dismisura, gli addetti alla manutenzione del verde pubblico hanno raso al suolo letteralmente il bosco lineare piantato nel 2018. 60 piante, dagli oleandri in fiore ai piracanta. Avevano un'altezza ormai di circa 1,20 m e erano in piena fioritura, soprattutto gli oleandri, e questi lo stesso perché erano pieni di boccioli, coperti dall'erba, certo, ma visibili. Trabucco ha subito reso pubblico il fatto, scatenando in rete un fiume di reazioni, compresa quella del sindaco Mario Conte, che ha prontamente risposto. Assicurandomi che sarebbe stato tutto ripristinato, lui ha parlato di errore e io ho detto mi dispiace, non lo considero tale, questo è proprio, per usare un termine urbano, faciloneria, perché non si lavora assolutamente in questo sistema. Sarebbe stato tutto ripristinato com'era, mi auguro avvenga effettivamente così. Ma l'ultimo miglio soffre anche di altri problemi, aggiunge Trabucco, che ci accompagna a vedere le condizioni in cui si riduce uno dei sottopassi a ogni pioggia. Qua il mezzo dovrebbe scolare in questo lato ed in questo ci sono i due fossati e questo è il risultato. Per carità, potrebbe essere anche divertente, nel senso che con le calure che ci sono in questo periodo uno si rinfresca, ma insomma non mi pare il caso.